buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Maltempo in Sicilia, prima stima dei danni dalla Protezione Civile regionale, torna operativo l'aeroporto di Palermo, rientra l'allerta Licata dove ieri era esondato il fiume Salso, domani giunta regionale straordinaria convocata da Schifani. Dopo le piogge, Catania prova a tornare alla normalità, ma i commercianti del centro storico fanno i conti con i danni causati dall'acqua. Nessuno voleva aiutarlo e allora sono andata io. A TG Sicilia parla Angela, la ragazza nigeriana eroina per caso che non ha esitato ad attraversare la via Etnea, diventato un fiume a causa della pioggia, per salvare un uomo che stava per annegare. Strade trasformate in corsi d'acqua e tombini saltati. Passata l'emergenza, la domanda è: perché Catania ad ogni pioggia si riduce sempre così? Il sindaco dà la sua spiegazione, ma non convince i tecnici. Dal Gabon al centro di chirurgia pediatrica di Taormina per un delicato intervento al cuore. La storia di Grace, 12 anni, e del suo viaggio della speranza. Dolcetto o scherzetto? Tra i Marines della base americana a Sigonella è già atmosfera di Halloween. Calcio in Serie C, tra poco in campo Catania che sarà impegnato a Foggia, sfide casalinghe per Trapani e Messina. In Serie B Palermo beffato dal Modena ai rosanero, non basta il doppio vantaggio per portare a casa 3 punti per rilanciarsi in classifica. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con il maltempo, meglio con gli strascichi del maltempo, danni e disagi soprattutto alla viabilità in mezza Sicilia, ma nonostante le piogge consistenti nessun vantaggio però sul fronte della crisi idrica. Domani tutte le valutazioni saranno al tavolo di Schifani e della giunta di governo convocata d'urgenza. Manlio Viola. Il maltempo allenta la sua morsa sulla Sicilia, anche se l'allerta è ancora alta in altre regioni italiane ed è già tempo di conta dei danni. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha convocato per domani una giunta regionale d'urgenza per valutare la situazione. Ieri il governatore è stato in contatto con Protezione Civile e Dipartimento regionale tecnico per monitorare tutto ciò che accadeva sotto molti aspetti, dalla viabilità alla sicurezza. Molti tecnici sono al lavoro proprio per la stima dei danni e che, ripeto, sono un po' diffusi su tutta la Sicilia, ma non sono incendi. Ci aspettavamo degli effetti più forti che per fortuna non si sono avuti. Una situazione anche nel catanese diffusa di danno. Catania città, come abbiamo visto, si è allagata in diverse aree, ma anche tutti i paesi dell'Interland. È tornata intanto alla normalità la situazione all'aeroporto di Palermo, chiuso ieri sera per allagamento. Bus dell'AST, organizzati proprio su disposizione del presidente della regione, hanno portato i passeggeri da Palermo a Trapani mentre venivano risolti i problemi in aerostazione, dove si è assistito a numerosi blackout, almeno 3. Nell'Agrigentino è rientrato entro gli argini il fiume Salso e sono in corso le operazioni per ripulire le strade dal fango. Si valutano i danni alla viabilità nell'Ennese e nel Nisseno, dove si transita ma a velocità ridotta e con tratti a doppio senso di circolazione alternata. Conta dei danni anche dopo la tromba d'aria a Portopalo, dove si sono registrate le raffiche più forti della regione, anche se non è l'unica zona dove il vento ha fatto forse più danni dell'acqua. Nonostante le piogge copiose, però poca acqua negli invasi che necessitano di piogge meno violente e più durature per innalzarsi. La pioggia però ha dato respiro alle campagne assetate, pur senza offrire soluzioni alla crisi idrica. E proprio in merito all'esondazione del fiume Salso a Licata parla il sindaco, dice: stiamo lavorando in mezzo al fango, il mercato ortofrutticolo di via Gerrette e la vicina stazione ferroviaria sono sott'acqua e pieni di rifiuti, ci sono tanti mezzi, tanti volontari e tutti i dipendenti comunali al lavoro. Anche il sindaco dice: una nota d'agenzia è al lavoro, si è sbracciato insomma per ripulire tutto quello che ha lasciato ieri il maltempo. La situazione è già drammatica, continua il sindaco. Il mercato ortofrutticolo non può interrompere il proprio ciclo produttivo perché diventerebbe l'ennesima mazzata all'agricoltura. La piena del fiume ha portato via i motori degli impianti di nebulizzazione che servono appunto per le serre, per gli orti. Se non verrà sostenuta adeguatamente, in caso del sindaco Balsamo, l'agricoltura di Licata potrà considerarsi morta e finita. Serve un intervento immediato perché altrimenti perderemo economia e
e centinaia di posti di lavoro, indotto compreso. Questa è la situazione a Licata. Invece adesso ci spostiamo a Catania, dove oggi c'è il sole, ma il nubifragio di ieri mattina ha lasciato il segno soprattutto in via Etnea, con i commercianti che dicono non è la prima volta che siamo travolti dall'acqua con la quale dobbiamo fare i conti. Giusy Lazzara. Succede tutte le volte che piove. Vedete, la strada adesso è pulita, qua c'era un macello. Mi dispiace, purtroppo abbiamo trovato pure un gattino, diciamo che in fin di vita e poi è deceduto appunto. In via Etnea è tornato il sole, Catania si risveglia con il sereno, ma la furia dell'acqua ancora pesa sui negozi e su chi ci lavora. Si è allagato il negozio, è entrata tutta l'acqua e quindi giustamente c'era fango. Hai avuto anche paura perché è stata insomma una situazione anche di allarme per certi versi. Allora, paura nello scendere per venire a lavorare un pochino sì, poi fortunatamente quando siamo arrivate già la situazione era calma. Si tolgono le protezioni di ferro, si cerca di tornare alla normalità, molti dei negozianti si sono attrezzati in tempo e contenuto così i danni. Ma andando in giro incontriamo i turisti che già ieri pomeriggio sono tornati in città. Questo scenario un po' apocalittico lì per lì come sensazione. C'era solo là al mercato, era rimasta una macchina sopra il palo, sopra il paletto. Però che impressione le ha fatto? Ma guardi, in realtà mi ha impressionato di più il fatto che con molta calma hanno ripulito tutto in poco tempo. In tour per Catania vediamo che in viale Regina Margherita l'asfalto ha ceduto, le transenne dividono la carreggiata e le auto si dividono al passaggio. Qui siamo in piazza Dante dove la pioggia non sembra aver causato danni e in via Etnea c'è la gara podistica amatoriale degli universitari. E adesso sentiamo Angela. Chi è Angela? Una ragazza nigeriana che non ci ha pensato un attimo a gettarsi tra le acque della via Etnea, che sembrava davvero un fiume in piena, per salvare un uomo che stava annegando. Nessuno voleva salvarlo, nessuno voleva andarci, allora ci sono andato io, ha detto in questa intervista a Giusy Lazzara. È tornata stamattina al lavoro come un giorno normale. La incontriamo dietro al bancone del bar dove lavora. Angela è la giovane nigeriana che ha salvato un uomo travolto dalla furia dell'acqua in via Etnea. Stavo male, nessuno lo volevo aiutare, quindi mi sono preso questo coraggio a aiutare. Per me il mio pensiero era per salvare il nostro sedia, il nostro tavolino. Quindi ho visto che lui scivolava con l'acqua, che l'acqua stava portando via con i motocicli e ho dovuto aiutare questo signore. Per me era una prova, ho detto va bene, vediamo se mi riesci a aiutare, a spingere, perché ho visto che il signore stava male, scolavo sangue dal naso. Quando l'ha portato in salvo cosa gli ha detto? Non ha mai detto niente, non lo so che fine ha fatto questo signore. Non l'ho visto più. Ma per lei è stato normale, insomma, soccorrere una persona che stava male? Le era mai successo? Sì, è la prima volta? A me io sono felice, sono contenta, sono felice e contenta che ho salvato qualcuno. Oggi anche il sindaco trantino e il prefetto Librizzi sono andati a salutarla, ma per lei ci sarà un riconoscimento ufficiale al comune. E allora complimenti per questo gesto a questa cittadina catanese. Dopo l'emergenza di ieri col maltempo che ha colpito drammaticamente appunto la città, come abbiamo visto strade diventate fiumi, oggi è il giorno delle analisi. La domanda è però sempre la stessa: perché Catania ogni volta che piove si riduce sempre così? Il servizio di Orazio Longo. Passata l'emergenza, la domanda che un po' tutti si fanno è: perché Catania si riduce così? La CGIL ricorda le vittime di 3 anni fa. La pioggia di sabato non ha causato perdite umane, dice Carmelo De Caudo, segretario del sindacato, ma ha messo a rischio persone e cose, con la città ingabbiata nella lentezza a reagire al rischio idrogeologico. Sui social l'intervento del sindaco trentino che spiega: gli allagamenti non sono prodotti solo dalle acque di pioggia, ma provengono da tutti i comuni della cinta urbana, e aggiunge: non c'entrano niente le catitoie otturate, nessuna catitoia è ostruita, sono tutte quante pulite. La verità è che non ce la fanno a intercettare questo flusso d'acqua enorme che giunge da monte. Tutti frutto di, diciamo, una concezione del passato che non sempre è riferita ad errori, ma anche al fatto che comunque il cambiamento climatico mette del suo. Oramai le piogge di adesso non erano certamente quelle dell'altro ieri. Adesso noi con l'università stiamo cercando di capire cosa si può fare, ma è certo che non si potrà fare nulla nel brevissimo periodo. Dobbiamo essere in condizione di programmare per arginare questo fenomeno il prima possibile. Per Tuccio D'Urso, ingegnere, già direttore generale del comune ai tempi di Scapagnini, basterebbe poco per porre un rimedio alla situazione. Si possono fare una decina di piccoli interventi
fra cui allargare il canale che passa dal villaggio Santa Maria Goretti, il canale che passa sotto la pescheria, la Menano, facendolo diventare almeno 5 volte più grande per non allagare più la pescheria. Si può collegare Piazza Stesicoro alla fognatura di Corso Sicilia. E adesso cambiamo decisamente argomento, vi raccontiamo la storia di Grace che dal Gabon è arrivato al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina perché affetta da una cardiopatologia congenita. Il servizio di Francesco Triolo. Un'altra storia di solidarietà, di buona sanità, un altro viaggio, ricco di speranza. È quello che Grace, 12 anni, e la sua mamma hanno compiuto da Libreville, capitale del Gabon, fino a Taormina, più di 5.000 chilometri, per cercare una seconda chance di vita. La storia che arriva dalla cardiochirurgia pediatrica di Taormina è una delle tante che ormai i medici del Centro di Eccellenza del Bambino Gesù sono abituati a raccontare. Grace è affetta da una cardiopatia congenita complessa caratterizzata dalla malattia di 2 valvole del cuore e del setto interventricolare, problematiche che rendono l'intervento molto lungo e complesso a cui verrà sottoposta dal team del dottor Sasha Gati. Grace è arrivata a Taormina grazie al Ministero della Salute e all'associazione Una Voce per Padre Pio che hanno lavorato al consolato di Libreville per il rilascio dei visti per la bambina e per la madre. Dall'individuazione da parte del governo italiano del CCPM di Taormina come referente nazionale per il piano Mattei per l'Africa, diverse attività sono state già compiute. Oltre agli interventi ai bambini portati in Italia e quelli eseguiti nell'ultima missione nello Zambia, dove sono stati operati 30 bambini, l'equipe medica e infermieristica è pronta a fine mese per un'altra missione in Tanzania e nelle settimane successive sia in Benin che di nuovo nello Zambia. Sino ad oggi sono 60 i pazienti che da luglio a fine ottobre hanno ricevuto e riceveranno un intervento chirurgico all'interno del piano Mattei, sia nel loro paese di origine che attraverso i trasferimenti presso il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Restiamo sempre in qualche modo nella pagina della sanità in merito alla morte di un 76enne di Tremestieri etneo colto da malore nel cortile del poliambulatorio di San Giovanni La Punta. L'ASP di Catania replica alle accuse lanciate dal Codacons scrivendo in questa nota: 4 operatori sanitari del poliambulatorio hanno prestato soccorso, sono intervenute 2 ambulanze del 118, le accuse che ci vengono rivolte sono gravi e infondate e procurano un altrettanto grave allarme sociale sulla sicurezza del presidio. Il direttore precisa che ha personalmente avviato le verifiche interne per accertare l'accaduto. La cronaca spacciava alla guida della sua Fiat Panda con la tecnica della consegna porta a porta, arrestato un 54enne catanese. Il servizio di Orazio Longo. La tecnica era quella del delivery door to door, insomma la consegna porta a porta, solo che non consegnava pizze o saltimbocca, ma droga. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania che hanno portato a termine un'operazione nel popoloso quartiere di Picanello. L'uomo veniva contattato dai propri clienti, confezionava lo stupefacente che custodiva nel proprio appartamento, quindi partiva alla guida di una Fiat Panda bianca per consegnare il prodotto a domicilio, destreggiandosi a gran velocità nei vicoletti del quartiere. Per arrestarlo, i carabinieri hanno prima messo in atto un lungo periodo di osservazione dell'attività in cosiddetta modalità discreta, insomma senza farsi accorgere. Predisposte le squadre sotto l'abitazione lungo le strade che il corriere era solito percorrere, hanno atteso il momento migliore per bloccarlo, e cioè quando lo hanno visto uscire dal portoncino del suo palazzo mentre si avvicinava alla sua auto. Accerchiato e bloccato, il pusher è stato trovato con 3 involucri di cocaina e una busta di plastica con diversi grammi di marijuana nelle tasche dei pantaloni. Estesi i controlli nell'appartamento, in una stanza adibita a lavanderia hanno rinvenuto in uno scaffale uno zaino di colore scuro, come si vede dalle immagini, al cui interno vi era un'altra busta con ulteriori 30 bustine di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi e 280 grammi di marijuana. Rinvenuto anche un bilancino digitale di precisione. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si avvicina alla fine di ottobre e nella base americana di Sigonella è già tempo di Halloween tra zucche, dolcetti e scherzetti. Il servizio di Eva Spampinato.
La festa di Halloween è arrivata in anticipo nella base NAS 1 di Sigonella. Zucche, costumi mostruosi, hot dog e tanto divertimento. Ma in realtà questa è la festa d'autunno, nella tradizione americana la festa del raccolto e dei sapori. Grazie a questa festa che celebra l'autunno, ma allo stesso tempo celebra anche l'amicizia fra siciliani e americani che risale dal 1959. Ci sono tantissimi italiani che stanno partecipando. La festa ingloba anche la famosa tradizione di Halloween, quindi vediamo tantissimi bambini e adulti vestiti in maschera e soprattutto c'è la possibilità anche di assaggiare del cibo tradizionale americano che viene proprio cucinato come se fosse fatto in casa. Una grande gioia per i più piccoli che hanno potuto ripetere la famosa frase dolcetto o scherzetto e riempire i propri sacchetti di dolciumi. Ci sono delle pentole in cui ci sono delle cose tipo spaghetti, marshmallow, cose così, e ci sono anche dentro caramelle oppure giochini vari. E tu devi pescare caramelle e giochini vari. So Halloween to us in the United States is... Per noi Halloween è praticamente quel momento dell'anno nel quale si esce da quella che è la comfort zone per potersi vestire da quello che magari tu non sei o dal tuo supereroe preferito e quindi è un modo anche per condividere e fare questa è una tradizione molto antica per noi. Non potevano mancare gli stand con il tipico cibo americano, dagli hot dog alle torte di zucca e a sera inoltrata tutti sul palco per la sfilata e la premiazione delle più belle maschere a tema. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per un'ampia pagina di sport, di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina dello sport, del calcio. Catania tra poco in campo a Foggia. Allora per le ultime ci colleghiamo con il nostro Marco Carli. Ciao Luca, buon pomeriggio, buona domenica dallo stadio Zaccheria di Foggia, dove fra poco si giocherà per la 10ª giornata del campionato di Serie C di fronte appunto Foggia e Catania, con i rossazzurri che arrivano da 3 vittorie consecutive, mentre i rossoneri del Foggia hanno cambiato allenatore, hanno Ezio Capuano adesso in panchina e hanno raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta subito dopo l'arrivo di uno degli allenatori più famosi, più importanti della Serie C. Ma questa è anche la partita del dolore, perché in questo stadio, che fra poco possiamo andare anche ad inquadrare, lo stadio Zaccheria di Foggia, 3 giorni fa si sono tenuti i funerali di 3 tifosi rossoneri che sono morti, 3 giovanissimi tifosi rossoneri che sono morti subito dopo la trasferta della squadra di Capuano a Potenza. Saranno ricordati perché la partita incomincerà con 3 minuti di ritardo, proprio per onorare la memoria delle tre vittime, e poi l'incasso sarà devoluto proprio a favore delle famiglie delle vittime stesse. Per quanto riguarda invece il calcio, vi diciamo sulla formazione del Catania una novità rispetto alla formazione che abbiamo visto con l'Altamura. Ci sarà Luperini e non Carpani, che è influenzato poi probabilmente lo stesso 11 visto in campo nell'ultima vittoriosa partita al Massimino con l'Altamura, appunto. Vi ricordo diretta stadio su Telecolor a partire dalle 14:30, 3 ore live in cui avrete collegamenti dallo stadio Zaccheria di Foggia, ma anche ovviamente interagirete con lo studio, il pubblico da casa potrà interagire con lo studio, e poi alla fine, dopo 3 ore live, le interviste ai protagonisti. Per ora è tutto da Foggia, a te Luca. Grazie Marco Carli, buon lavoro ai nostri inviati. Adesso parliamo di Messina e Trapani, che cercano la vittoria oggi pomeriggio, anch'esse impegnate nei rispettivi incontri casalinghi contro Monopoli e Audace Cerignola. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Sull'asse Sicilia-Puglia anche Messina e Trapani, con un solo successo in 9 giornate, i giallorossi ospitano il Monopoli, che ha vinto 4 delle 5 trasferte. Ha fatto tanti punti fuori casa, che comunque giocano un calcio di ripartenza importante, hanno una buona organizzazione di gioco, allenata da un ottimo allenatore, quindi diciamo che sotto questo punto di vista dobbiamo essere molto bravi a pensare che
è un Trapani bis, con la consapevolezza che comunque tutte le partite sono difficili, sono complicate e problematiche. Nel Messina assente Anselmo squalificato e gli infortunati Marino, Cominetti e Luciani, convocati Salvo e Petrucci. Al provinciale di Trapani c'è l'audace Cerignola, senza gol subiti negli ultimi 4 incontri. Aronica, Rischio e Sonero. Abbiamo lavorato per ridimensionare, o meglio per ostacolare quelle che sono le loro caratteristiche migliori, e poi per ripartire. Comunque giocando in casa abbiamo la necessità e il dovere di fare la partita, e quindi sicuramente non giocheremo a trazione posteriore, ma sicuramente cercheremo di limitarli in quelle che sono le loro armi migliori, e poi per rubare palla, ripartire e cercare di andare a finalizzare con le dovute contromisure. Tutti disponibili tranne Zuppel e Balietti, Udoi in campo dall'inizio. Il Palermo invece in Serie B ha giocato ieri la sua gara di campionato, portando a casa un pareggio colmo di rimpianti. A Modena la partita finisce 2-2, rosanero che però alla fine del primo tempo erano in vantaggio di 2 reti. Il servizio di Marco Gullà. Sfuma 5 minuti dalla fine il sogno del Palermo di sbancare Modena e di rilanciarsi ai piani alti della classifica di Serie B. A fine primo tempo rosanero avanti per 2-0 grazie ai gol di Verra e Insigne con un rigore sbagliato da Henry. Era tutto pronto per il decollo, ma poi nella ripresa è cambiato tutto. Il Modena pareggia il match grazie ai gol di Gliuzzi e poi a quello di Caldara nel finale sotto la pioggia. Il Palermo scivola proprio sul più bello quando stava già intravedendo il traguardo. Non ci possiamo permettere di giocare un tempo così, come il primo tempo dove sbagliamo pure il rigore, facciamo 2 gol, abbiamo fatto veramente bene, e un secondo invece dove abbiamo smesso di giocare per un episodio, perché vinciamo 2-0 e abbiamo subito un episodio dopo 2 minuti del secondo tempo. Questo lo possiamo cambiare se ci rendiamo conto che questa è una qualità importante per una squadra che deve far bene, perché non è solo la qualità del gioco, non è solo la qualità dei giocatori, ma il carattere dei giocatori. Oggi dentro alla partita non siamo stati bravi in tutte le partite che si sono venute a creare. Il Palermo dai 2 volti, una squadra che pecca sempre nella continuità, stessi errori, stesso copione della stagione scorsa. Dobbiamo ripartire, lavorare sulle cose che sono venute meno e che magari sappiamo anche, però dobbiamo ripartire già da lunedì con la testa alla prossima partita. Il cambio passo non c'è stato, lassù Pisa, Spezia e Sassuolo hanno un'altra marcia. Sabato al Barbera arriva la Reggiana. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che a seguire ci sarà la nuova puntata del Punto, l'approfondimento giornalistico della rete, poi l'informazione invece su Antenna Sicilia con i notiziari ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.